Abbiamo nominato Federico Casarin presidente della Reia, sia della Reia SRL sia della Reia SPA. Per gli ovvi motivi di conflitto di interessi e quant'altro, insomma, non c'era nessun conflitto di interessi, però per non dare adito per l'ennesima volta da attacchi strumentali eccetera eccetera e battutine varie ho preferito così. Con una nota di tristezza il sindaco Luigi Brugnaro ha annunciato di aver rassegnato le dimissioni dalle cariche operative della Reyer, sia maschile che femminile. Al suo posto ci sarà Federico Casarin, fino ad oggi direttore sportivo della società maschile. È un grande onore innanzitutto e colgo l'occasione per ringraziare il dottor Brugnaro, il consiglio di amministrazione e la proprietà per aver scelto me per questo incarico così prestigioso e così importante. Quello che posso promettere è che sarà il massimo dell'impegno, della voglia, dedizione per continuare questo progetto e questo percorso iniziato 9 anni fa con l'Umana Reyer. Brugnaro ha poi annunciato che i suoi impegni nei confronti della squadra non cambieranno. Continuerò a finanziare la Reyer e lo sport in questa città, ha dichiarato, come ho sempre fatto. Il neopresidente si è già messo al lavoro per la nuova stagione. Oltre alla riconferma di coach Recalcati, infatti, nei giorni scorsi è stato ufficializzato l'acquisto di Owens e Green. Stiamo creando una squadra importante, sappiamo che sulle figurine, come si dice in gergo, non valgono molto, l'importante è poi creare quel gruppo, cercheremo di tenere il più possibile la squadra unita, un gruppo coeso come quello dell'anno scorso che possa darci ancora grandi soddisfazioni.